Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati del 12 gennaio e quali sono gli influssi che ricevono dagli astri al momento della loro nascita. Prima però di addentrarci in questo approfondimento vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale. Noi vi siamo sempre molto grati del vostro sostegno e del vostro affetto. Vediamo allora questi nati e che cosa il destino riserva loro. Anche in questo caso, come i nati dell'11 gennaio, abbiamo un tipo puro, significa che sia il dominatore del mese che la prima costellazione attraversata dalla Luna in questa giornata, nella giornata della loro nascita, è lo stesso dominatore, in questo caso Acquario. Pertanto si dice che Acquario è nel dominio assoluto. La loro fortuna è discreta, sono a livello finanziario discretamente fortunati, anche se ovviamente dovranno sudarsela perché con la costellazione Acquario, avente alle spalle Saturno, i sacrifici e le lotte sono il pane quotidiano, dunque seppure appunto sono il pane quotidiano, comunque il successo è garantito. Alla lunga, con la loro resistenza e con la loro tenacia, otterranno i risultati vinceranno appunto tutte le lotte della loro vita. Il carattere di questi nati è signorile, sono però tendenzialmente bugiardi, molto gelosi, dunque i partner sono assolutamente avvertiti, avvisati. Eh, Nella loro vita comunque avranno alcune predisposizioni molto forti di cui adesso andiamo a parlare, ma prima diciamo anche che sono predisposti molto bene per gli studi di natura chimica, farmaceutica, botanica, dunque non c'è da stupirsi se arrivino a lavorare in questi settori e se possibilmente appunto si occuperanno anche di discorsi legati al contesto medico o paramedico. Comunque il settore in cui lavoreranno o che sceglieranno come realizzazione sociale nella loro vita sarà determinato dal giorno settimanale di nascita e dall'orario di nascita, che comunque sono fattori personali e dunque che non possiamo generalizzare in questa sede. Come dicevo, appunto, hanno comunque una predisposizione molto particolare e non felice, non facile, il che significa che sono destinati a rimanere vedovi. E anticamente veniva detto appunto dagli astrologi che studiavano questa disciplina appunto della Luna che attraversa le costellazioni nell'arco della giornata, si diceva che anche sposassero 7 volte, per 7 volte resterebbero vedovi. Dunque molti di questi nati poi si mettono l'anima in pace e invece convivono piuttosto che sposarsi per non perdere appunto la persona amata. Pare che così funzioni, dunque tenetelo a mente, così non dovreste incorrere in problemi di alcun tipo. Tra l'altro spesso questi nati in seguito a vedovanza vengono, come dire, spettegolati, diciamo che dovranno appunto sopportare anche le chiacchiere del parentame, soprattutto da parte del coniuge o della coniuge che è venuta a mancare. Per quanto riguarda comunque la fortuna, abbiamo detto che è discreta, però vive in grandi oscillazioni e dunque magari ci saranno dei momenti duri per questi nati, però il minimo, comunque il necessario, non verrà mai a mancare, ci sarà comunque sempre un minimo garantito e nel tempo comunque, non mancando mai il necessario, arriverà comunque anche una forma di benessere, non grandissimo, però un certo benessere. È chiaro che poi molta differenza la fa anche, come detto, il giorno settimanale di nascita, poiché nascere sotto gli influssi di Giove è ben diverso che nascere sotto gli influssi per esempio di Marte o di Saturno. Pertanto anche queste peculiarità vanno stabilite in modo individuale. Detto questo, io
Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rinnovo appunto l'appuntamento con le previsioni e con i pronostici, diciamo così, dei nati del giorno, sempre a domani. Vi rinnovo anche l'invito a iscrivervi al mio canale YouTube, a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e ci ritroviamo insomma domani. A presto, un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.